E continua la raffica di furti nel Veneto orientale, questa volta ha preso di mira il distributore di acqua pubblica in centro Mosile di Piave. Vediamo il servizio. Scassato il distributore dell'acqua a lato del municipio di Mosile di Piave nella notte del lunedì di Pasquetta. Dopo aver scassinato la casetta, i ladri si sono portati via il monitor appeso per segnalare il funzionamento della cabina e adibito a eventuale spazio promozionale senza lasciare tracce sono scappati. Esprimo l'amarezza più assoluta per il grave gesto compiuto da questi delinquenti, dichiara il sindaco Gianluca Forcolin. L'amarezza è non tanto per il danno, ma per questo gesto verso un bene pubblico. Il servizio distributore di acqua naturale e frizzante a pochi centesimi è stato inaugurato la scorsa estate per consentire alle famiglie di acquistare l'acqua a bassissimo costo, risparmiando sia economicamente che sull'ambiente, riducendo l'inquinamento prodotto dalle bottiglie. Stava funzionando bene il servizio in questo periodo, i cittadini stavano iniziando a conoscere il distributore automatico di acqua a basso costo. I ladri sembra avessero preso di mira lo schermo televisivo perché gli spiccioli nella casetta dell'acqua non sono stati rubati. Credo che si tratti di ladri di galline o di sbandati, continua il sindaco Forcolin, visto che il danno che hanno prodotto è molto maggiore rispetto a quello che hanno potuto ricavare dal gesto. La casetta sarà immediatamente rimessa a posto per dare nuovamente efficienza al servizio e dotata di una telecamera fissa in modo da garantire sicurezza ai cittadini del Veneto orientale, che ultimamente si ritrovano invasi da furti e rapine non stop. Il sindaco Forcolini, infatti, poco tempo fa aveva richiesto l'intervento del prefetto della provincia di Venezia per porre rimedio a questo aumento esponenziale di furti.